Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Anche la madre della piccola Aurora aveva un tasso alcolemico elevato, nuovi dettagli dalle indagini. Gli inquirenti non escludono che fosse lei alla guida. Entrambi i genitori sono indagati per omicidio stradale. Incendi in Sicilia, circolazione bloccata sulla A18 a causa di un rogo partito da Aci Catena. Le temperature elevate di oggi e il vento hanno favorito il propagarsi delle fiamme in varie aree dell'isola. Il ponte sullo stretto di Messina è fattibile, non esiste il rischio che diventi un'incompiuta. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Ciucci rassicura dopo le preoccupazioni espresse alla Camera dalla sindaca di Villa San Giovanni. Etna, cenere e disagi, corsa contro il tempo per liberare le strade, riprende la raccolta nei centri autorizzati e gli esperti avvertono sui possibili rischi alla salute. A Stromboli, albergatori preoccupati per le disdette delle prenotazioni. Sepolti dalla spazzatura, a Catania discariche in pieno centro e spiagge piene di rifiuti sotto gli occhi dei turisti. I residenti sono esasperati. Oggi è la giornata mondiale del Mar Mediterraneo, sempre più inquinato e invaso da specie aliene. Per gli scienziati è un'occasione per riflettere su come preservare il Mare Nostrum. E poi il calciomercato, il centrocampista Segre ha prolungato fino al 2027 con il Palermo. In Serie C, contratto triennale per il terzino Anastasio, che è il terzo acquisto del Catania. In rossazzurro in arrivo anche l'attaccante D'Andrea. Villabate emergono nuovi dettagli dalle indagini sulla morte della piccola Aurora che ha perso la vita in un incidente stradale. Anche la madre aveva un tasso alcolemico elevato. Gli inquirenti non escludono che fosse lei alla guida. Entrambi i genitori sono indagati per omicidio stradale. Emanuela Corsi. Avevano entrambi il tasso alcolemico elevato. Anche la madre della piccola Aurora, morta nel Palermitano, è risultata positiva agli esami di laboratorio. L'uomo aveva un tasso di 1,34 grammi per litro, la donna di 1,25 grammi. I due genitori sono indagati dalla procura per omicidio stradale per la morte della loro figlia di 3 anni. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Natta, nel territorio di Villabate. Il padre, secondo quanto accertato dai carabinieri di Misilmeri, oltre ad avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito, era senza patente poiché ritirata in precedenza. L'auto era priva di assicurazione. Secondo una prima ricostruzione, la madre avrebbe tenuto la bambina in braccio anziché farla sedere nell'apposito seggiolino obbligatorio per legge. Era stata una parente a riferire che, secondo quanto raccontato dalla donna dopo l'incidente, la bimba si trovava seduta sul lato passeggero e non sul seggiolino di sicurezza. Una versione che dovrà essere verificata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per accertare le responsabilità e le modalità del decesso della piccola, non escludendo alcuna ipotesi, neppure quella che alla guida ci fosse la madre e non il padre, anche se quest'ultimo ha dichiarato di essere lui il conducente. Un ragazzino di 13 anni si è presentato con la mamma sabato sera all'ospedale di Gristina di Palermo con segni di abusi, dicendo ai sanitari di essere stato violentato da un uomo di 40 anni. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Il ragazzino è stato ricoverato ed entro domani verrà dimesso. L'uomo sarebbe un conoscente della vittima che avrebbe attirato il ragazzino in casa per poi abusarne. La Sicilia alle prese con gli incendi, le temperature elevate di oggi e il vento hanno favorito il propagarsi delle fiamme in varie aree dell'isola. Nel catanese un rogo partito da Aci Catena ha raggiunto la A18 dove si sono verificati ancora gravi disagi alla circolazione. Vediamo.
Mezzi incolonnati e automobilisti che camminano sulla corsia di emergenza mentre le fiamme e fumo nero invadono la carreggiata. Siamo sulla A18 in direzione Messina, a 1 chilometro dall'uscita di Acireale. Quelle che vedete sono le immagini postate sui social da chi si è trovato intrappolato in autostrada a causa di un incendio scoppiato nei pressi del cimitero di Acicatena, in via Madonna delle Grazie, che si è propagato fino all'A18, causando nuovi disagi alla circolazione e preoccupazione tra i residenti della zona. I vigili del fuoco sono giunti sul posto alle 11:30 del mattino, in volo anche un elicottero Falco 9 per il controllo e il monitoraggio della zona. Secondo le prime indagini, l'incendio sarebbe stato innescato dalla combustione di sterpaglie, favorita dalle temperature elevate delle ultime ore. Le fiamme alimentate dal vento si sono propagate rapidamente interessando un'ampia area fino alla riserva naturale della Boschiva. Sull'autostrada traffico in tilt e lunghe code durante l'intera giornata, a partire dalla tangenziale di Catania, come vedete in queste immagini. Le alte temperature e il vento hanno favorito incendi in varie zone della Sicilia, almeno 3 grossi roghi in provincia di Enna. A Piazza Armerina, oltre ai vigili del fuoco di Enne e le squadre del Corpo Forestale, anche interventi aerei dei Canadair ed elicotteri. Fiamme anche a Val Guarnera, dove il fronte del fuoco minaccia il bosco di Rossomanno, abitazioni e aziende agricole. In alcuni allevamenti in via precauzionale gli imprenditori hanno spostato il bestiame. Un incendio doloso ha danneggiato un'abitazione di villeggiatura Santa Tecla, frazione di Acireale. I condomini dello stabile di 3 piani sono stati svegliati dallo scoppio di alcuni elettrodomestici. La casa è di proprietà di una coppia che risiede fuori regione. Sul posto i vigili del fuoco. Sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Indagano i carabinieri di Acireale che confermano la natura dolosa dell'evento. E cambiamo argomento, il ponte sullo stretto di Messina è fattibile, a costi chiari e non esiste il rischio che diventi un'incompiuta. Botta e risposta fra la CGIL e l'amministratore delegato della società Stretto di Messina in Commissione Ambiente. Pietro Ciucci rassicura tutti e cita le procedure del decreto infrastrutture. Maglio Viola. Il ponte sullo stretto si farà e non esiste alcun rischio di incompiuta. A parlare l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, per il quale non ci sono dubbi sulla certezza delle fasi costruttive del ponte sullo stretto né indeterminatezza sui costi. Non c'è un rischio di incompiuta, il progetto è assolutamente fattibile ed è stato aggiornato nelle modalità previste dalla legge. Il ponte, ha detto Ciucci, è un insieme di opere, le opere anticipate, le opere di accompagnamento ambientale, i raccordi a terra, oltre 40 km di strade e ferrovie, funzionali, percorribili e utili fin da subito alla popolazione. Ponte, torre e blocchi di ancoraggio saranno invece ovviamente un unico progetto. L'amministratore della Stretto di Messina rispondeva alle preoccupazioni espresse dalla CGIL in sede di audizione in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati sul decreto infrastrutture. Rischiamo di costruire una cattedrale nel deserto, aveva detto Michele Azzola, coordinatore nell'area politica e industriale della CGIL nazionale. Lo schema di decreto infrastrutture, ha rassicurato Ciucci, introduce nuovi passaggi procedurali volti ad assicurare il controllo da parte dello Stato nel rispetto della massima trasparenza. Pertanto le norme introdotte non comportano aumento dei costi rispetto a quanto fissato da normative già da tempo in vigore. Catania corsa contro il tempo per liberare le strade dalla coltre di sabbia vulcanica. I sacchetti adesso possono essere conferiti nei centri autorizzati di Picanello e Trappeto. Tonino De Mano. L'ultima eruzione dell'Etna ha risparmiato Catania ed è stata una fortuna per cittadini e amministratori locali. Sì, perché a distanza di 4 giorni dalla caduta di cenere lavica si cerca pian piano di rientrare dall'emergenza, l'ennesima di una città che al primo imprevisto piomba nel caos. In attesa di capire quando e come avverrà la raccolta porta a porta dei sacchetti pieni di sabbia, le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord stanno accogliendo i tanti cittadini che già sabato mattina si erano presentati nei punti di raccolta di via Galatioto e viale Tirreno per poi essere rimandati a casa perché i carrellati erano pieni. Per l'ennesima volta l'amministrazione si è fatta cogliere impreparata perché non avevamo un impianto dove andare a scaricare queste ceneri. Stamattina finalmente si sono trovati degli accordi e le aziende che hanno riempito i propri mezzi nel fine settimana hanno ripreso la loro attività. Dopo un fine settimana agitato con Supereco e Gema alla disperata ricerca di indicazioni, l'amministrazione comunale ha finalmente ottenuto il via libera per smaltire la sabbia in 2 impianti specializzati, uno di Caltanissetta, l'altro a Piano Tavola. Per cercare di recuperare il
terreno perduto sono stati collocati carrellati mobili, ennesime Canalicchio. Quanti sacchi ha portato oggi? Perlomeno una quindicina di sacchi grandi. Mi sa che purtroppo ho la casa grande e quindi mi tocca. La speranza è che nel frattempo non piova altra cenere lavica. E la cenere vulcanica caduta nei giorni scorsi crea anche rischi per la salute se inalata o a contatto con gli occhi. Sentiamo alcuni consigli utili da parte dei medici. Simona Mazzone. Cenere vulcanica sulle strade, sui tetti, sugli alberi, sui balconi. L'Etna l'ha fatta grossa e nonostante migliaia di sacchi raccolti da cittadini e operai della nettezza urbana, chissà per quanto tempo ancora stazionerà in città. Non è solo fastidio ma anche rischio per la salute se inalata o a contatto con gli occhi. Può dare una forma sicuramente di congiuntivite reattiva, sicuramente una forma di congiuntivite, nonché anche cheratite, quindi dei rischi ci sono. Aggravati da un eventuale strofinamento dell'occhio. Nell'immediato cosa si può fare? Sciacquare per bene gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua corrente o con fisiologica, evitare assolutamente lo strofinamento. I medici ribadiscono di fare molta attenzione nel rimuovere la cenere vulcanica da balconi e giardini privati quando si decide per il fai da te. L'uso dei soffiatori deve essere limitato. Nel caso in cui non si riesce a fare a meno di questo, utilizzare le mascherine FFP2 o FFP3, una semplice mascherina chirurgica non basta, perché il pericolo delle ceneri vulcaniche è essenzialmente legato alla dispersione delle polveri sottili. Magari bagnando prima il terreno interessato. Da non sottovalutare i rischi di possibile ingestione attraverso alimenti non lavati con cura. Il frutto e la verdura ovviamente deve essere adeguatamente lavata prima dell'utilizzo. Cautela anche sulle strade, meglio evitare le due ruote e soprattutto l'alta velocità. Stromboli, situazione sempre invariata ma di allerta rossa. La preoccupazione degli albergatori è quella di disdette delle prenotazioni. Francesco Triolo. La situazione a Stromboli non è destinata a risolversi nel giro di poco tempo. A dirlo è stato Pier Giorgio Scarlato, ricercatore vulcanologo dell'INGV, intervenendo a Radio 24. Questo perché occorre per gli scienziati ritornare allo stato di ordinaria attività, ovvero quando le esplosioni sono ogni 10-15 minuti. Adesso non è così. Sulla sciara del fuoco ci sono stati un altissimo numero di frane e flussi piroclastici. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia stanno facendo tutta una serie di rilievi per capire qual è la situazione dell'edificio vulcanico. Il quadro insomma è in evoluzione. Non è pensabile quindi togliere adesso il divieto di navigazione sotto la sciara del fuoco che viene fatto osservare dalla Guardia Costiera. Intanto sull'isola, dopo l'incontro con la cittadinanza nella chiesa di San Vincenzo, c'è preoccupazione per le possibili disdette che potrebbero arrivare dai turisti già prenotati. L'allarme di Federalberghi. Noi come Federalberghi abbiamo chiesto una gestione efficace e professionale della comunicazione in maniera tale che i nostri ospiti siano messi nelle condizioni di poter vivere serenamente e consapevolmente la propria vacanza sull'isola di Stromboli. Nel frattempo la vita a Stromboli procede in maniera del tutto regolare. Inoltre, durante l'assemblea, il sindaco Riccardo Gulla ha manifestato anche l'ipotesi di dimissioni da commissario per l'emergenza. Noi non riteniamo che questo sia opportuno perché pensiamo che appunto il commissario dell'emergenza debba continuare ad essere il sindaco di Lipari in maniera tale da accelerare il più possibile sulla realizzazione di tutti gli interventi previsti. E il ministro Musumeci, che andrà domani a Stromboli, accompagnato dal capo Dipartimento Nazionale Curcio per presiedere un vertice sullo stato d'emergenza dell'isola, ha firmato il decreto per la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto delle strutture regionali per l'isola di Stromboli, accogliendo la richiesta del presidente Schifani, allo scopo di concorrere ad assicurare in caso di necessità l'assistenza ed il soccorso ai cittadini interessati.
È stato identificato dalla polizia il giovane ridotto in fin di vita durante una rissa tra un gruppo di magrebini e una banda locale, giovedì scorso a Palermo in via Macheda. Si tratta di un migrante tunisino di 20 anni giunto a Lampedusa su un barcone. Il consolato sta cercando la famiglia per iniziare con il consenso dei genitori l'osservazione di morte cerebrale. Tutto sarebbe cominciato da un diverbio con un venditore di pannocchie. Secondo alcuni testimoni, i nordafricani pretendevano di avere il controllo su quel tratto di isola pedonale di via Macheda e non volevano la presenza dell'ambulante. E cambiamo argomento. Iniziati a Catania i lavori per chiudere la buca apertasi sul manto stradale nella parte alta di via Duca degli Abruzzi, nel tratto accanto alla circonvallazione, dove nei mesi scorsi erano stati posati dei sottoservizi da aziende private. La zona da giorni è rimasta transennata con un restringimento della strada. I lavori a totale carico dell'amministrazione comunale dovrebbero concludersi nella giornata di domani. Andiamo a Catania, maxi discariche in pieno centro e sotto lo sguardo dei turisti. In via Fornaciai l'SOS di una residente. Aiutateci, siamo sepolti dalla spazzatura. Tonino De Mana. Immagini da terzo mondo, immagini che arrivano da Catania in piena stagione estiva e sotto lo sguardo indignato di migliaia di turisti. Non sappiamo cosa racconteranno quando torneranno in patria, ma di certo non avranno un bel ricordo. E che dire di via Fornaciai, dove la spazzatura ricopre un lungo tratto di marciapiede ed invade persino un parcheggio riservato ai disabili. È esasperata questa signora, a cui non è rimasto altro che segnalare la maxi discarica al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Non posso posteggiare la macchina per il fattore della spazzatura e nessuno, è da settimane che non prelevano la spazzatura. Ho il balcone qua sopra e quindi mi devo sopportare la puzza, non lo so, devo pagarlo io il vigile urbano per mettersi qua e non fare buttare la spazzatura alla gente. Cioè mi dovete dire voi che cosa devo fare. Sepolti dalla spazzatura che inesorabilmente invade il centro cittadino, da dove arriva un altro SOS a lanciarlo, è un telespettatore che incontriamo in piazza Respighi. Abbiamo qui tutta un'area di centro che è totalmente sommersa dai rifiuti e per la quale nessuno interviene, per la quale si corre un rischio gravissimo di inquinamento sanitario. Piovono segnalazioni nella torrida estate catanese. E accanto alla spiaggia libera numero 1 alla Playa di Catania, un vero e proprio scempio, ogni tipo di rifiuto abbandonato di fronte ai tanti turisti che si domandano il perché di tanta inciviltà. Simona Mazzone. Pulita e ben servita la spiaggia libera numero 1. Siamo alla Playa di Catania e, come testimoniato dall'attento occhio della telecamera, qui nulla da invidiare ai lidi più blasonati. Sabbia pulita, servizi igienici e bar. Ma a pochi metri un vero scempio, un paesaggio marino completamente deturpato dalla presenza di ogni tipo di rifiuto. Una piccola staccionata infatti delimita la prima spiaggia comunale dall'ex Maeva Beach, struttura commissariata prima e abbandonata dopo. I bagnini volontari della spiaggia libera hanno più volte ripulito nonostante non fosse loro competenza. Abbiamo pulito io e altri dei colleghi che erano fuori servizio, abbiamo fatto questa cortesia. Chiediamo la collaborazione dei bagnanti e mi rispondono qualcuno garbato anche collabora, altri invece se ne stanno fregando apertamente. Gli incivili agiscono per lo più di sera e lo si vede anche dalle montagne di bottiglie di birra in vetro abbandonate sulla sabbia. Dopo le 19 è terra di nessuno. Quella è terra di nessuno. Quindi poi c'è gente che viene, lascia la spazzatura, torna l'indomani. Oh, ma guarda, hanno lasciato la spazzatura. È la stessa gente che l'ha lasciata il giorno prima. Sono per lo più i turisti stranieri che affollano la spiaggia comunale, costretti a misurarsi con questo panorama da terzo mondo. Bella sorpresa. Veniamo dall'Umbria e abbiamo visto posti meravigliosi, però effettivamente tenuti un po' male. Brutto a vedersi, ma per strada, dappertutto, insomma, l'immondizia ovunque. Dura non mi piace questa molto, anche città, perché? Grande domanda. Da dove viene? Di Kazakistan, io sono kazaka.
Palermo si prepara a festeggiare Santa Rosalia nell'edizione numero 400. 4 tappe, come da tradizione, cosiddetti 4 quadri o piani del festino. Tra le novità presentate questa mattina, una statua nuova che si muove su ruote, 2 carri, videoproiezioni ai 4 canti, luogo fulcro della processione sotto la direzione artistica Marco Balic. Intanto un invito ai fedeli palermitani ad affrontare con fortezza di spirito gli ostacoli alla rinascita della città. È arrivato da Papa Francesco con Rosalia, donna di speranza, vi esorto, Chiesa di Palermo, alzati, sii faro di nuova speranza, ha scritto il pontefice. Ma sentiamolo dalla voce del vescovo. Papa Francesco in data 29 giugno ci ha inviato ancora una volta un messaggio, come ha fatto per il 20° del Beato Pino Puglisi. La felice ricorrenza del 4° centenario del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia è una speciale occasione per unirmi spiritualmente a voi, cari figli e figlie della Chiesa palermitana, che desidera elevare al Padre Celeste, fonte di ogni grazia, la lode per il dono di così sublime figura di donna, sentite, e di apostola. È una festa di grande speranza che vuole toccare realmente i cuori e non solo l'emotività. Abbiamo bisogno che tutti ci riappropriamo della città sulle orme di Rosalia, la dobbiamo liberare da tutto quello che oggi è la nuova peste, sono le nuove pesti, a cominciare dai nostri figli che sono in balia di venditori di morte, perché chi vuole raggiungere i nostri figli con alcol e droghe vuole la loro morte. Non può essere la città della violenza, dell'amara, non può essere la città dei rifiuti. Questa è la festa che vogliamo fare, di assunzione di responsabilità. E nella giornata mondiale del Mar Mediterraneo si riflette sul suo stato di salute, sempre più inquinato, e la temperatura in continuo aumento. Tra rifiuti e specie aliene l'allarme degli esperti. Tuteliamolo con i fatti. Francesco Aloi. Occupa appena l'1% della superficie degli oceani, ma ospita il 7% della fauna marina mondiale. Stiamo parlando del Mar Mediterraneo, oggi è la sua giornata. Una ricorrenza che ha l'obiettivo di sensibilizzare tutti sul rispetto di quello che i romani chiamavano Mare Nostrum. Un mare che è in costante mutamento, dovuto in gran parte a fattori antropici. Purtroppo parliamo di cambiamenti negativi perché ci troviamo dinanzi a un mare che è sempre più inquinato. Eh sì, la colpa è dell'uomo. Più di 12.000 le specie che vivono qui, messe a rischio anche dal riscaldamento delle acque. Sta nel tempo favorendo l'insediamento e l'espansione delle cosiddette specie aliene invasive. Oggi, come sempre, è fondamentale prendersi cura del nostro mare. Come? Seguendo delle piccole regole. Facendo al momento dell'acquisto al consumo delle scelte sostenibili che quindi fanno bene all'ambiente ma fanno bene anche alla nostra salute. Poi è ovvio, anche se a volte non sembra così, che non bisogna mai lasciare un ambiente più sporco di quello che si è trovato. Ma il Mediterraneo non è solo una grande risorsa per l'ambiente, da sempre è una delle principali vie di comunicazione per il commercio ma anche per i migranti che navigandolo arrivano in Europa. E adesso una pausa, tra poco le novità sul calciomercato delle siciliane, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il rosanero Segre ha prolungato fino al 2027 con il Palermo, accordo triennale anche per il terzino Anastasio, che è il terzo acquisto del Catania. In arrivo anche l'attaccante D'Andrea. Sergio Colosi. Mentre il Palermo lavora nel secondo giorno del ritiro di Livigno, la società ha blindato uno dei calciatori migliori della scorsa stagione con 8 gol all'attivo. Il centrocampista Jacopo Segre ha firmato un contratto triennale. Sono grato e sono felice di aver sposato comunque questo progetto ed essermi legato a questa società e adesso
devo ripagare ancora per l'ennesima volta la fiducia in campo. A breve si legherà al Palermo il difensore Nicolau, che ha rifiutato il Pisa. Ufficiale il trasferimento per un triennio di Armando Anastasio al Catania. Il terzino sinistro, napoletano di 27 anni, l'anno scorso a Caserta, proviene dal Monza, 50 partite e 4 reti, e tra Serie B e C ha militato a Vercelli, Pordenone, Cosenza, Parma, Carpi, Albino Leffe e Padova per oltre 170 presenze. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha conquistato 2 promozioni, nel 2018 in A con il Parma e nel 2020 in B con il Monza. Cugino dell'attaccante del Cosenza Tutino, Anastasio ha giocato con il Rijeka 3 gare di Europa League. Accelerazione del Catania per l'attaccante Filippo D'Andrea del Cerignola, molto vicino alla firma. Per il centrocampo passi avanti con Ciccio De Rosa e Luca Verna. Mercato bloccato nel Messina, che non ha ancora sciolto il rebus del passaggio societario. Il Trapani ha contattato il trequartista Igor Radrezza, ex Padova e Reggiana, e attende l'ok per Benassai della Lucchese e Celiento del Bari. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.